Buonasera a tutti, stasera su Storia Locale abbiamo con noi Gianluca Simeoni che ci parlerà di Giacomo Casanova, il principe degli avventurieri. Presento un po' il conferenziere, l'autore Gianluca Simeoni, nato a Torino nel 1968, laureato presso l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere. A suo attivo ha esperienze come traduttore per serie televisive e per il Giornale dell'Arte di Torino, quello Allemandi editore. Inoltre fornisce consulenze nel campo dell'antiquariato librario. Ha molte pubblicazioni, io cito soltanto le monografie. Nel 2009 uscito da Liguori Editore di Napoli Giacomo Casanova, una biografia intellettuale e romanzesca. Poi nel 2012, sempre da Liguori, Carlo Goldoni, La vita in commedia e la commedia nella vita. E poi ha scritto molte altre cose riguardanti per la maggior parte Casanova, gli avventurieri, uno studioso del Settecento. E nel 2022 le edizioni inglesi delle memorie, le memorie di Casanova, 200 anni di intrighi, censure e misteri, a cura di Gianluca Simeoni, Antonio Trampus, Simone Volpato, Due Ville, Ronzani, 2022. Prego Gianluca, a te la parola per introdurci nel mondo di Giacomo Casanova. Grazie. Grazie per l'invito e ovviamente grazie per aver lasciato uno spazio molto ampio visto il tema che andremo a trattare, perché la figura di Giacomo Casanova non è una figura che si può esaurire in poche parole, come andremo a vedere. Anche tutta la sua vita è una vita articolata, complicata, intricata, piena anche di mistero. Ma è anche una vita di un uomo che si è dedicato alla letteratura e solo in ultimo, come avrò modo magari di illustrare più avanti, di relazioni sentimentali. Ci sono state anche quelle, ma vedremo anche in misura minore, e comunque funzionali per certi versi all'affermazione anche di un mito che si è affermato, scusa per la ripetizione, con la stesura delle sue memorie. Qui iniziamo a vedere la figura, cioè il suo ritratto, uno dei pochi ritratti effettivi di Giacomo Casanova. Ne circolano 4 o 5, però questo di sicuro è quello originale, che lo ritrae quando era giovane, un ritratto che è conservato presso l'Ermitage in San Pietroburgo, ed è stato disegnato dal fratello Francesco. Il fratello Francesco che quando erano in vita era più famoso di Giacomo, tant'è che lui veniva additato spesso come essere il fratello del famoso pittore, un pittore di battaglie. E lui ci soffriva molto per questo. I posteri poi gli hanno dato ragione, ed attualmente Francesco Casanova è conosciuto solo dai più esperti di pittura, mentre Giacomo Casanova è diventato un'antonomasia, quindi per certi versi ha avuto la sua rivincita. Abbiamo qui dei cenni biografici, perché come potete immaginare quasi 4.000 pagine in quarto che contengono l'intera sua vita, o meglio fino al 1774, il racconto della sua vita non si possono esaurire in pochi attimi e nemmeno in poche slide. Qui ho cercato di riassumere i momenti salienti in modo da poterne parlare più diffusamente. Nasce il 2 aprile 1725, quindi si sta avvicinando il 300° anniversario della sua nascita, che vedrà delle celebrazioni a Venezia, ma anche in altre città, e ha una vita, è figlio di due attori, Gaetano Casanova, il padre, che morirà molto giovane, e soprattutto la madre, la persona più famosa della famiglia, perché è Zanetta Farussi in Casanova, ovviamente. Attrice molto ricercata, molto richiesta, sempre
in circolazione per l'Europa nei vari teatri europei. E infatti la sua vita soprattutto nel primo periodo, nei primi anni dell'infanzia, Casanova vede pochissimo la madre, rimane tendenzialmente con la nonna Marzia Farussi, che insieme alla madre saranno le due donne più importanti della sua vita. E all'inizio, nel primo periodo della sua vita, non è il Casanova per come lo conosciamo, non perché sia un bambino, ma perché lui si definisce ebete fino a una certa età, non ha ricordi fino a una certa età. Il primo momento importante della sua vita, quando viene portato a Murano dalla nonna per essere sottoposto a una specie di rito magico per svegliarlo o per fargli passare quelle crisi di epistassi a cui andava soggetto. E quello è il primo momento non sappiamo quanto romanzato, in cui Giacomo Casanova entra nella vita reale. Questa esperienza lo segna, perché poi in futuro farà anche lui uso dell'arte magica sotto certi versi, anche se non sappiamo quanto consapevolmente. Fatto sta che la sua istruzione si divide fra Venezia, da dove parte, a Padova, dove viene mandato a studiare dall'abate Gozzi, che gli dà un'infarinatura di studi abbastanza rilevante poi per lui, che decide di intraprendere la facoltà di giurisprudenza, laureandosi appunto in giurisprudenza. Si sa che si è iscritto, non c'è traccia della sua effettiva laurea, ma lui dirà sempre che avrebbe voluto svolgere l'attività di medico, perché, sempre stando a quanto dice lui, l'attività di medico sarebbe più adatta alla ciarlataneria di quanto non lo sia poi l'attività di avvocato, comunque giurisprudenziale. Ha alcuni contatti già con il mondo femminile, per esempio la sorella Bettina, la sorella dell'abate Gozzi che gli insegna, cioè Bettina, sarà la prima donna che lui vede da vicino e con la quale avrà un contraccolpo sotto certi punti di vista, perché è soggetta a delle crisi epilettiche, rimarrà addirittura a letto per tanto tempo e vedrà la visita soltanto del prete, che entrerà nella sua stanza per confessarla, per sapere, pensando che abbia chissà quale problemi con il demonio. In realtà scopre che la verità è molto più prosaica, perché appunto i due probabilmente se la intendevano. Ma al di là di questo, il primo contatto è quindi un contraccolpo che porta Casanova ad avere una vita sempre più orientata verso il mondo ecclesiastico. Tenta di intraprendere questa attività, ma una predica fallimentare che terrà a Venezia dopo aver mangiato troppo, quindi a causa di una indigestione, lo porta verso altre strade. Le altre strade sono quelle che lo conducono a conoscere Malipiero, un nobile veneziano che ha un'amicizia con una certa Teresa Imer, con la quale Casanova comincia ad avvicinarsi all'amore fisico. I due cercano di scoprire le rispettive differenze. Malipiero li scopre e lo prende a bastonate. Anche qui diciamo, un vero e proprio contraccolpo fisico sotto questo punto di vista. E quindi Casanova ha conosciuto l'amore, diciamo così, sentimentale e l'amore fisico nel giro di poco tempo. L'attività ecclesiastica però è quella che dovrebbe perseguire, e la madre decide di mandarlo presso il vescovo De Bernardis, che si trova a Martirano in Calabria. Quindi Casanova parte e dopo essere stato recluso al Forte di Sant'Andrea di Venezia per un certo periodo, attraversa tutta l'Italia fino ad arrivare in Calabria, dove finalmente incontra De Bernardis, ma vedendosi calato in un mondo che è totalmente distante dalla sua Venezia e dal mondo che ha appena conosciuto, decide di tornare indietro, dice no, non fa per me questo tipo di vita, e fa il viaggio a ritroso, quindi tornando tramite Napoli, Roma,
e arrivando quindi fino di nuovo a Venezia. Riparte verso il suo viaggio più controverso, perché racconta di esserci andato a metà degli anni 40, la data non è precisa, comunque va in Oriente, Corfù, Costantinopoli, e incontra Bonval, e il mondo musulmano con Yusuf Ali, con il quale si trova molto bene. Yusuf Ali gli propone addirittura un matrimonio, però si sarebbe dovuto convertire alla religione musulmana, cosa che lui non accetta, e quindi decide di tornare in Italia. E qui fa il primo incontro, che è un incontro molto misterioso, che ha suscitato l'interesse dei casanovisti, così si chiamano, ne approfitto per dirlo, gli studiosi di Casanova, gli appassionati di Casanova, con Teresa Bellino. Perché il doppio nome? Perché Casanova conosce questa figura, la chiamerei, che è un castrato, un cantore, un castrato. Ma lui, che ha ormai il naso fino, capisce che non è così e vuole sapere la verità. E in effetti scopre che dietro questo Bellino non c'è altro che una ragazza, Teresa, quindi Teresa Bellino, la cui vera identità è Angela Calori, una cantante di quel periodo. In sostanza la donna, la ragazza, si era apposta un simulacro di fallo per fingere di essere un castrato e poter quindi lavorare liberamente. Casanova la scopre e quindi ottiene quello che ha sempre desiderato. Allo stesso modo, in un certo periodo a Salerno incontra Lucrezia, una donna con la quale lui ha una relazione e che è famosa per la scena del serpente. Durante il loro amplesso nel bosco si accorgono che un serpente li sta osservando e i due rimangono come incantati da questa immagine, un'immagine che probabilmente è inventata, ma che ritornerà nella mente di Casanova, anche perché è una figura che, come vedremo dopo, come avrò modo di raccontare, richiama delle figure femminili che ritornano all'interno della sua vita. Il 1744 è anche l'incontro con Bragadin, come appunto è riportato qui nell'elenco. Bragadin è la figura che cambia la vita di Casanova. Lui si arrangia a fare molti lavori. Uno di questi è il suonatore di violino. E una sera, mentre torna da una festa nel cuore della notte, incontra questo nobiluomo che sta salendo su una gondola e si accorge che si sente male questa persona e lui accorre in suo aiuto con la gondola, vanno fino al palazzo di Bragadin e viene chiamato il medico di famiglia, il medico privato. Bragadin ha avuto un colpo apoplettico, viene curato con del mercurio, ma Casanova, che ha sempre voluto fare il medico, come dicevamo prima, ritiene che questo non sia la cura giusta e impone di cambiare la cura. Questo salva Bragadin, che caccia il medico privato e accoglie Casanova come il suo figlio adottivo, sostanzialmente, perché lo ha salvato. Bragadin lo adotta sotto tutti i punti di vista, gli garantisce un vitalizio proprio per tutta la vita e lo fa entrare nella sua cerchia, gli offre casa, la cerchia che comprende anche altri due nobiluomini, Barbaro e Dandolo, i quali si affidano totalmente alle sue parole, perché credono che lui conosca delle cose che altri non conoscono, come il fatto di curare una persona con delle medicine alternative. Lui capisce che li ha nelle proprie mani e comincia a gestirli mediante gli oracoli, cioè parte dalla risposta che vuole dare e costruisce sostanzialmente la domanda mediante tutta una serie di numeri, che non sto qui ovviamente a spiegare perché nello specifico è molto, molto difficile, però il concetto che sta dietro questo comportamento di Casanova è che lui li sta truffando, li sta ingannando, ma se non l'avesse fatto lui, lo avrebbe fatto sicuramente qualcun altro. Quindi perché lasciare che venga truffato da qualcun altro quando posso farlo io? Io almeno li conservo, li mantengo in una loro sfera protetta e con me non corrono assolutamente rischi. Ovviamente è una scusa, come possiamo ben capire. Di lì a poco conosce
una donna molto importante, forse l'amore più importante della sua vita, che è Henriette, una figura che rimane ancora nel mistero, anche se molti studi hanno cercato di identificarla. La conosce in un albergo. Le guardie entrano nella stanza, perché la stanza di questa donna e di un ufficiale ungherese, chiedendo quali sono qual è il legame che li tiene uniti. Ovviamente Casanova, sentendo tutto questo rumore nell'albergo, entra nella stanza e vede questi due occhi che lui capisce essere non quelli di un uomo, di un maschietto che si nasconde nel letto, ma essere quelli di una donna, e scoprirà essere una donna magnifica, che lo conquista sotto ogni punto di vista, non soltanto quello fisico, ma soprattutto quello sentimentale, un amore che durerà poi per tutta la vita, come vedremo. Sarà costretto ad abbandonarla. Famosa è il racconto di come la lascia in Svizzera, l'abbandona perché lei deve ritornare in Francia, in quanto è scappata da un matrimonio che lei non gradiva. E secondo la leggenda narrata dallo stesso Casanova, lei avrebbe lasciato una lettera e una scritta sul vetro che dice: dimenticherai anche Henriette. Addirittura nel Novecento ci sarebbe stato qualcuno che l'ha visto questa scritta sul vetro dell'albergo in Svizzera, ma pare che fosse un'invenzione, una cosa fatta a scopo turistico. Casanova comincia a girare, va a Parigi, conosce i Balletti, famiglia importante di commedianti, e la cui figlia più piccola, Manon, si innamora di lui, con la quale intrattiene una relazione. Poi rientra a Venezia, e qui c'è l'altro amore importante, la liaison con CC ed MM. Qui sono invertite. CC e MM, ecco, sono le caratteristiche di Casanova, è quella di coprire, di mascherare i nomi delle donne, le reali identità delle donne, dietro a delle iniziali, che possono non essere quelle che coincidono con i veri nomi. In questo caso Caterina Capretta sì, è la donna della quale lui si innamora, della quale chiede la mano, ma il padre gliela nega e la rinchiude in un convento. Lui allora cerca di andare a trovarla, di conquistarla, di continuare questo amore, ma una addetta alle pulizie, diremmo oggi, fa sapere a Casanova che un'altra suora ha messo gli occhi su di lui. Lui ovviamente non si tira indietro e conosce MM, che è appunto quest'altra religiosa, che avrebbe una relazione saffica con CC, con quest'altra suora. Lui cede alle lusinghe, se così vogliamo dire, di MM, la incontra, la incontra più volte nel casino privato di MM, e dietro però a questa liaison c'è l'ambasciatore Berny, che è l'ambasciatore di Francia a Parigi, con il quale lui non potrebbe avere nulla a che fare. In pratica viene a sapere che era tutta una messa in scena proposta da Berny per riuscire ad arrivare a CC, quindi una sorta di scambio ante litteram. Casanova però, finita la relazione con MM e Berny ritornato in Francia, abbandona diciamo, il campo e comincia una vita un po' dissoluta, tant'è che gli inquisitori gli mettono gli occhi addosso. Bragadin cerca di avvertirlo, lui rimane comunque a Venezia sfidando la rabbia degli inquisitori, e infatti di lì a poco viene incarcerato, viene messo sotto i piombi. Una storia molto, molto nota, alla quale dedicherà un libro a sé stante, oltre al racconto all'interno delle memorie, e riesce a fuggire nel 1756 e ha inizio il suo primo esilio. Questa è una delle prime fasi della vita di Casanova, che vedremo dopo. Adesso voglio esaurire comunque i cenni biografici. A Parigi comincia ad entrare in relazione con la società del luogo,
addirittura va in missione a Dunkerque per lo Stato francese. Questo può apparire strano, però per un avventuriero è una cosa normale, visto che l'avventuriero è un uomo sans conséquence, si diceva una volta, cioè che non ha impatto più di tanto sulla corte, sulle relazioni, e soprattutto può essere abbandonato quando si vuole, nel momento in cui non serve più. E la missione serve proprio per testarlo, per capire se effettivamente lui è ligio al dovere oppure se vende le notizie a qualche altro Stato. Ritornato in Francia, addirittura prende in mano la lotteria dello Stato per risollevare le sorti dell'economia francese. Arricchendosi molto, gestisce un botteghino che gli dà molti frutti, tanto che il denaro che lui riesce ad accumulare lo investe in una manifattura di sete, che poi non andrà a buon fine perché lui è più interessato alle operaie che non al commercio. La love story con Manon continua tra lettere molto, molto dolci, molto tenere. Va in Olanda per un'altra missione come inviato segreto della Francia per comprare i titoli di Stato francesi, e conosce anche la marchesa d'Urfé, forse il suo la sua truffa più importante, che gli porterà più denaro, ma anche più guai, e che si dipana tra il 1767 e il 73, se non ricordo male, quindi con 3 tentativi di truffa. Ne parlerò con più dovizia poco più avanti. Parlo prima invece del periodo che trascorre in Olanda, dove ha anche un'altra proposta di matrimonio con una donna del luogo, figlia di un importante commerciante olandese, e poi ritorna in Francia, dove appunto cerca di naturalizzarsi francese. L'amore per la Francia, forse perché lui riteneva di non poter più rientrare a Venezia pur rimanendogli come chiodo fisso, passa anche attraverso il tentativo di diventare francese, cosa che a quanto pare non gli riesce. Ed è a tal punto concentrato su questa cosa che cambia, si inventa un nome. Casanova è noto anche come Giacomo Casanova, Cavaliere di Saint-Gall. È un nome totalmente inventato, la cui origine ancora oggi è ignota. Lui sosteneva che siccome l'alfabeto è di tutti, e siccome Voltaire si è inventato il nome, perché lui non poteva fare altrettanto con le lettere dell'alfabeto che sono a disposizione di tutti, e quindi si è inventato questo nome Saint-Gall, che probabilmente deriva da San Gallo in Svizzera, ma appunto ripeto, le origini non sono note a questo momento. Inizia quindi la prima ipostasi, la prima fase di truffa nei confronti della D'Urfé. Cosa succede? Che la D'Urfé era convinta che Casanova conoscesse i misteri, conoscesse, oltre per fare gli oracoli, conoscesse il segreto per arrivare alla grande opera. E lei gli ha fatto vedere il suo laboratorio con tutti questi alambicchi, queste cose che erano in continua, questi liquidi che erano in continua ebollizione, e lui ha capito che si trovava di fronte a una persona non del tutto presente a livello psicologico, e ha cercato quindi di trarne vantaggio. Prima di tutto tramite un metodo che sosteneva l'avrebbe fatta rinascere, reincarnata nel figlio maschio che lei stessa avrebbe partorito. Ovviamente per fare questo doveva mettere in piedi tutta un marchingegno che è difficile da credere, però a quanto pare esserci riuscito. I primi 2 tentativi non vanno a buon fine perché ci si mette di mezzo altri avventurieri, per esempio Passano, che sotto il nome di Querilinto vuole di più rispetto a quello che Casanova gli ha garantito come intermediazione. E allora è costretto a mandare a monte più volte. Dice che l'ultima cosa che sarà possibile è scrivere una lettera alla Luna, dalla quale si otterrà poi il modo per arrivare a questa ipotesi, che avverrà qualche anno dopo. I suoi viaggi continuano, conoscerà altre donne e incontrerà altre donne. Una di queste è nascosta dietro le lettere di XCV. Anche qui sappiamo essere Giustiniana Vinne, amante di Andrea Memmo, un nobiluomo veneziano,
della quale va in soccorso a Parigi perché è rimasta incinta e lei ovviamente non può permettersi il figlio di Memmo, illegittimo perché lui sarebbe destinato a un'altra nobildonna, quindi Casanova si offre per aiutarla ad abortire e si inventa l'AROF, l'Aroma Philosopharum, che è una specie di medicinale che dovrebbe garantire l'aborto spontaneo alla donna. Per farlo, però, ha bisogno di uno strumento che deve penetrare all'interno del corpo della donna, che, guarda caso, deve essere a forma fallica e lui ovviamente si mette a disposizione per poterlo fare. Come potete immaginare, è una situazione abbastanza scabrosa, ma lui la racconta come se nulla fosse, ovviamente tutto relativo ai tempi in cui ci si trova. Una levatrice sobillata da un altro avventuriero che è Castelbajac gli mette alle costole le guardie e lui è costretto di lì a poco, dopo aver risolto una situazione in qualche modo, a fuggire in Olanda e comincia a girare per l'Europa. Questa è una caratteristica dell'avventuriero, ma soprattutto di Casanova. Ha una prima crisi mistica in Svizzera, e dove comincia a girare, dove conosce Voltaire, con la quale ha una diatriba e con il quale, diciamo, litigherà perché non può andare d'accordo con due caratteri così, due personalità così evidenti, così importanti, così forti, cominciano a litigare su questioni prettamente letterarie. Voltaire rimarrà sempre uno dei suoi chiodi fissi, continuerà ad attaccarlo in qualunque modo nelle varie opere e in qualunque occasione gli si presenta. Gira, ritorna in Italia dove rincontra la Lucrezia di cui dicevamo prima, ecco qui una di quelle figure delle donne meteore, come vedremo dopo, che gli rivela avere una figlia che probabilmente è sua. Le figlie legittime di Casanova sono molte all'interno delle memorie, ma nessuna di queste pare accertata. Hanno un rapporto a tre, o meglio, Casanova si riaccoppia con Lucrezia e la figlia rimane a guardare. Vedremo dopo un ritorno di fiamma sotto questo punto di vista. Altri giri in Italia, Torino, Parma, eccetera. Il termine della truffa d'Urfé porta a questa presunta nascita del nuovo figlio che sarebbe dovuto nascere da questo parto che non avviene. Casanova, per aiutarsi in questa operazione, deve assoldare una giovane che lo aiuta, come possiamo immaginare. E dopo essere stato a Parigi per compiere questo tipo di esecuzione, parte e va a Londra, dove termina, se così vogliamo dirla, la sua carriera di seduttore. Lì conosce infatti la Charpillon, una donna di origini tedesche, se non ricordo male, che lo maltratta, lo tratta proprio a pesce in faccia, cioè portandolo addirittura sull'orlo del suicidio. Sì? Mette le pietre in tasca e va in riva al Tamigi per gettarsi nelle acque, finché non viene salvato da un altro avventuriero che lo riporta alla ragione e se ne torna in Europa rinsavito, ma consapevole che ormai un periodo è passato. Torna con Saint-Germain, addirittura arriva in Germania, dove avrebbe incontrato Federico II, il quale gli avrebbe offerto un posto come precettore alla scuola degli allievi di Pomerania, ma lui rifiuta sdegnosamente. Va in Russia. Pensate che tutti questi viaggi li fa in un periodo in cui c'erano solo le carrozze, non quando ci sono mezzi di comunicazione come quelli attuali, quindi è anche da ammirare la caparbietà con cui affronta questi viaggi. E in Russia ottiene un incontro con Caterina II, la quale propone la riforma del calendario gregoriano. C'è un testo che circola, anche è stato pubblicato qualche anno fa, e per la manifattura di seta o per la tintura di sete che i veneziani sapevano fare a quel tempo. Nulla di fatto comunque anche in questo caso. Cerca di tornare in Europa e passa dalla Polonia. Anche qui è un grande momento della sua vita, perché conosce una ballerina dalla quale
si innamora, cerca di farle la corte. Peccato che ci sia già un'altra persona che sta facendo la corte, ed è Braniczki, un nobiluomo polacco che non sopporta questa rivalità e lo sfida a duello, si sfidano a duello. E Casanova ferisce in maniera anche abbastanza grave Braniczki, che però lo perdona e dice di mettersi in salvo. Anche lui viene ferito e circolerà per un certo periodo con il braccio al collo, addirittura ostentandolo per far vedere di che cosa si tratta. Il duello sarà poi immortalato in un libro a sé stante, un'opera a sé stante scritto in italiano, ed è presente anche nelle memorie. Però è costretto ovviamente a scappare anche qui dalla Polonia per questo motivo. Va in Spagna, dove incontra il figlio di Manuzzi, quello che è il carceriere, quello che ha contribuito a farlo mettere in carcere. Viene incarcerato per un breve periodo a Madrid, ma anche a Barcellona, dove rimane 42 giorni nella torre di Barcellona, perché si è innamorato dell'amante del conte Ricla, molto potente, e perché Passano, quello di cui parlavamo prima del marchese d'Urfé, lo ha riconosciuto, ha fatto la spiata e l'ha fatto mettere in galera. Lui lì non si scompone e comincia a scrivere quella confutazione della storia del governo Veneto di Amelot de Dussailles, e scrive, comincia a scrivere, finché non viene poi liberato, e propone addirittura allo stesso governo che lo aveva messo in carcere un progetto per il ripopolamento della Sierra Morena, cosa che anche qui non va a buon fine. E allora se ne torna con la coda tra le gambe verso le sue terre, passando dalla Francia. Viene curato da Henriette, quella donna di cui dicevamo prima, pur non sapendo che lei ad averlo fatto curare a sue spese. Lui si ammala, viene ospitato amorevolmente da una figura che poi dopo si scopre essere pagata da questa Henriette, che lo ringrazia per non averlo riconosciuto, ma in realtà lui proprio non l'ha riconosciuta perché non se ne era accorto. Mi dice anche qui l'ipotesi che possa non essere vero. Torna in Italia, si spinge fino a Napoli, dove incontra un altro avventuriero, Ange Boudard, che aveva messo in piedi una bisca clandestina alle Crocelle, con furti a non finire sulle persone che capitavano sotto le loro grinfie. Ritrova Lucrezia Leonilda, quella Lucrezia di cui dicevamo prima, la presunta figlia con la quale avrebbe avuto un rapporto incestuoso. Abbandona il luogo, torna a Roma, dove ha una diatriba con Giacinto Ceruti, che è un altro avventuriero, redattore delle Effemeridi Letterarie, una rivista molto importante del tempo che recensisce molte opere, fra le quali anche le sue, stroncandole in maniera inesorabile. Conosce Armellina, con la quale ha la famosa storia d'amore e delle ostriche, secondo il quale il concetto di ostriche sarebbe di ostriche afrodisiache sarebbe insomma cristallizzato anche da Casanova. Si passerebbero le ostriche di bocca in bocca mentre mangiavano, quindi comprendiamo anche il personaggio. Entra nell'Arcadia, quindi la sua attività letteraria si fa anche più rilevante, più di spessore sotto questo punto di vista. Lui ha sempre ambito di essere un letterato. Viene a Firenze, dove insieme ad altri avventurieri, soprattutto Premislas Zanovic e Zen, portano a termine una truffa, anche se lui se ne dichiara sempre distante, ai danni di un lord inglese, Lord Lincoln. Viene espulso da Firenze e va a Bologna, dove ha modo di scrivere L'Ana Caprina, un testo che anticipa il femminismo, perché è in risposta a due libelli che trattavano in sostanza le donne in maniera non proprio, anzi per niente signorile. Sostenevano infatti che la donna ragionasse dietro l'impulso dell'utero, cosa che ovviamente Casanova ha smentito, ed è strano, no? Perché se ci pensiamo, Casanova, che viene conosciuto come un seduttore impenitente, prende le difese delle donne fondamentalmente perché lui ha un approccio nei confronti delle donne molto avanguardistico, cioè molto, molto moderno, e che nel Settecento è inusuale per come abbiamo noi inteso il Settecento, nei rapporti soprattutto di Casanova, intendo dire, non per gli altri.
ma il suo desiderio è quello di ritornare a Venezia, di ritornare in patria. Per farlo deve avvicinarsi e queste sue tappe di avvicinamento lo portano a Trieste, dove comincia a rendersi utile per il governo veneziano, comincia a tenere d'occhio, gli viene dato il compito di verificare la colonia degli Armeni, si sarebbero dislocati là e finalmente grazie all'aiuto di vari amici, nobiluomini eccetera, riesce a ottenere il ritorno a Venezia. Lui molto contento, stringe l'amicizia con i suoi vecchi amici Zaguri, con Andrea Memmo, cerca un impiego e per un certo periodo svolge l'attività di confidente, stila delle riferte che però non hanno nessun rilievo sotto questo punto di vista. Scrive l'Iliade in ottava rima, si offre a Trieste come osservatore della situazione economica della città, a Venezia stringe un'altra relazione d'amore con Francesca Buschini, che sarà l'ultima donna della sua vita, si occupa di scrivere in tutti i modi, gli opuscoli miscellanei nel 79, nell'80 addirittura pubblica Le Messager d'Italie, che è una opere di origini teatrali, diventando addirittura impresario teatrale, e poi nel 1782 scoppia il caso della stalla ripulita, ed è un libello a chiave scatenato da una delusione avuta a Venezia. In sostanza lui compie una commendatizia, compie un lavoro, diciamo così, per una persona che conoscono in comune, chiedendo a questa persona, per conto dell'altra persona che la conosceva, quando avrebbe potuto rendergli i soldi che gli aveva prestato. Quest'uomo, imbufalito, gli si rivolge contro con male parole ed è presente un rampollo della famiglia Grimani che non lo difende, anzi prende le parti della persona che si è arrabbiata. E fin qui potrebbe sembrare apparire una cosa normale, cioè un litigio come tanti. Il problema è che questo Grimani è il figlio di quello stesso Grimani che sarebbe stato amante di Zanetta Farussi, cioè madre di Casanova. E si dice che lo stesso Giacomo Casanova sia un figlio illegittimo di quel Grimani. Quindi lui sostiene che quel Grimani che non l'ha difeso in questo litigio sarebbe suo fratellastro, quindi l'avrebbe dovuto difendere. Lui dà la stura a tutto il suo odio, a tutta la sua rabbia, scrivendo questo libello a chiave con tutte le figure che nessuno avrebbe mai scoperto se questa chiave non avesse cominciato a circolare. Ovviamente questo gli impone il secondo esilio da Venezia. È costretto ad andarsene e va in esilio in tutta Europa. Comincia a girare a Spa, che è l'isola felice di tutti gli avventurieri, nonché la città delle terme prediletta da tutti i nobili delle varie corti europee, va ancora a Parigi, addirittura ventila l'ipotesi di andare in Madagascar, gli è stata offerta questa proposta, quindi una meta esotica che è abbastanza inusuale. Conosce Franklin all'Accademia di Francia, Accademia di Parigi, vede per la prima volta i palloni aerostatici volare, vorrebbe addirittura provare ad andarci. Poi va in Germania e si rende conto che sta cominciando a diventare vecchio, dice mi guardo allo specchio e non riesco più a pensarmi come un avventuriero in giro per l'Europa, devo trovare una collocazione. La prima collocazione è quella di segretario dell'ambasciatore Foscarini di Venezia a Vienna, durante il quale scrive anche altre opere di varia natura, finché non incontra in qualche modo in giro per l'Europa il conte Wallstein, che gli offre l'opportunità di andare a fare il bibliotecario a Dux, in Boemia, in un posto molto distante, e va a rinchiudersi là per gli ultimi anni della sua vita, dove, oltre a opere di varia natura e a intessere una corrispondenza, un carteggio con Opitz, che è un ispettore delle tasse boemo, con il quale si scambia lettere al vetriolo, arrivato a un certo punto della sua vita, comincia a comporre le memorie a partire dal 1789 e con una composizione che nasce sostanzialmente dal fatto che un medico, O'Reilly, gli dice di cominciare a scrivere perché la depressione lo stava uccidendo. Lui un po' per quello, un po' perché
secondo una mia ipotesi, lui aveva già in mente di scrivere questo libro perché aveva già un pubblico ben definito, creato con le sue precedenti opere, ma anche con la sua corrispondenza col carteggio. Scrive e mette a frutto quei capitulaire, che sarebbero dei block notes, chiamiamoli, degli appunti che nel corso della sua vita, più nel periodo probabilmente post fuga dei piombi che in quello precedente, e mette a frutto. La morte però lo coglie il 4 giugno 1798 e comincia così il mito. Questi sono i cenni biografici. Come avete potuto notare, è molto difficile condensare una vita così lunga e sicuramente ho tralasciato qualcosa per non insomma, tediare eccessivamente. A questo punto dobbiamo capire come si diventa Casanova, perché noi abbiamo parlato della sua vita, bisogna capire quali sono i vari step che Casanova attraversa per arrivare a diventare quello che oggi noi conosciamo, e per cercare di capire che quello che conosciamo non è proprio la verità. Le tappe sono, io le ho condensate in 6 punti essenziali. Le amicizie e le relazioni, che possono essere di qualunque tipo, come vedremo più nel dettaglio. La letteratura, perché la letteratura a lui è servita molto per creare il mito e per arrivare a una conoscenza e una trasmissione di sé ai posteri, ma anche ai contemporanei. La corrispondenza è strettamente legata anche alle amicizie, alle relazioni, perché serve ed è necessaria per mantenere appunto un contatto. Le avventure amorose, che sono legate sia alle amicizie e alle relazioni, alla corrispondenza, ma anche alla letteratura, sono tutti elementi che sono correlati fra loro. Le avventure di varia umanità, e queste le ho definite così perché riguardano fasi della vita che esulano magari dall'amore, dalle relazioni amorose, ma che riguardano invece rapporti professionali, oserei dire, dal punto di vista dell'avventuriera. E infine i memoir, la vita, tutta la sua vita, che in realtà comprende tutti i 5 punti precedenti, aggiungendo poi una sfumatura ulteriore che è quella della creazione del mito. Andiamo a vedere ad esempio quali sono i punti essenziali delle amicizie e delle relazioni. Qui le ho riassunte in questo modo, mettendo delle azioni che sono la modalità con la quale vengono svolte queste cose. Allora, le amicizie e le relazioni sono con protettori, e abbiamo visto il caso prima di Bragadin, Dandolo e Barbaro, ma anche nobiluomini, dignitari, principi, qualunque altra persona che poteva venire utile per i suoi progetti. La massoneria, perché molte delle figure con le quali entra in contatto, uno fra tutti, il principe di Ligne, che sarà una delle persone che gli staranno accanto per tutta la vita e che fornirà ai posteri delle descrizioni inedite di Casanova, col famoso Aventuro, chiedo scusa, che definisce proprio con un concetto, lo descrive nella maniera migliore, dandogli addirittura un nome, cioè richiamando proprio l'immagine dell'avventuriero. La diplomazia, abbiamo visto prima come i rapporti non solo con Bernis, ma con tante altre figure che intessono dei legami con la società del tempo anche tramite lui, e le relazioni con i potenti. Ricordiamo che lui scrive, ha dei contatti diretti, abbiamo visto prima il rapporto con Federico II, col quale va a parlare con Caterina II, ma a differenza di altri avventurieri che sono più diretti, lui ha la fortuna o la furbizia di non raccontare effettivamente come vanno le cose quando si verificano. Lui probabilmente, scrivendolo nelle sue memorie, riesce a modificare un po' il suo comportamento, non dirà mai che si è ribellato contro, e questo lo si nota dalle cancellature o dai manoscritti che si possono adesso ancora vedere nel sito di Gallica, la Biblioteca Nazionale di Francia. Si può confrontare quello che
ci era noto e quello che effettivamente è stato scritto da lui. Quindi le azioni che svolge per intrattenere queste amicizie, queste relazioni, sono missioni più o meno segrete, quella di cui abbiamo parlato prima, Dunkerque, in Olanda, per motivazioni varie, fa l'intermediario per conto delle corti degli stati, lo testano, lo provano, vogliono vedere fino a che punto è in grado di essere affidabile, se effettivamente è affidabile. Incontri con i sovrani nobili, ai quali propone progetti veramente assurdi. Lui è uno di quelli che aveva proposto appunto il lotto, però gli sono riusciti, il ripopolamento della Sierra Morena, un altro è quello, e l'adozione da parte di nobiluomini, vitalizi, passaporti che gli vengono garantiti dai suoi, ma anche da altre figure che sono collegate magari anche alla massoneria. I suoi viaggi come quelli degli altri avventurieri, sono molto spesso legati a figure e alle logge che si trovano in giro per l'Europa. L'altro punto, come l'altra fase, è la letteratura, che si svolge tramite traduzioni, libelli, teatro e poesia. Ho cercato di sintetizzare, cercando di metterci tutto. Le traduzioni, le lettere alla nobildonna, anche se lui vuole farlo apparire come un'opera propria, è una traduzione di un libro del 400. I libelli sono quella classica forma letteraria con la quale si attacca a pagamento o meno questo o quell'altro potente o questo o quell'altro avventuriero. Il discorso all'orecchio di Louis Goudard, che in realtà non sarebbe lui, ma è Ange Goudard, è stato scritto a quattro mani con Antonio Piazza, ed che era un altro avventuriero, ma poligrafo tanto quanto Casanova e tanto quanto Ange Goudard. E servono per propagandare la propria figura. I libelli servono anche per uno scopo autoapologetico, cioè per proporsi come figura credibile, creandosi una specie di biglietto da visita o di curriculum. La poesia, le poesie gli sono venute utili per conquistare magari la determinata fanciulla, per scrivere per una incoronazione, sì, ma anche per l'ingresso in Arcadia di Corilla Olimpica, per esempio. E il teatro, alla fine, per essere il figlio di due attori e avere tanti collegamenti col mondo teatrale, l'avventuriero si riveste di varie identità e quindi ricopre vari personaggi, assolutamente non poteva mancare nella sua carriera letteraria. Lui avrebbe sempre voluto essere un letterato, in fondo ci riesce soltanto con la sua vita intesa come opera letteraria. La corrispondenza non può mancare, soprattutto nel Settecento, perché è anche un modo per mantenersi presente anche nel momento di assenza, che sia assenza fisica da un determinato luogo, ma anche l'incarceramento. La corrispondenza serve per mantenersi in vita, per mantenere un contatto con l'esterno e far capire che non si è scomparsi, non si è morti socialmente, si è ancora vivi e si mantiene il contatto che verrà ripreso fisicamente nel momento dell'uscita. E abbiamo la corrispondenza amorosa con tutte le donne, abbiamo libri che contengono l'epistolario di Casanova, non solo amoroso, ma ci sono libri che già all'inizio del Novecento sono stati dedicati alle sue amanti e alle lettere che ha ricevuto. Le lettere alla Buschini sono le ultime che ha ricevuto da Venezia a Dux, ma poi ci sono le lettere di Manon, Manon Balletti, le lettere di tantissime altre amanti, le lettere di Cécile Rogendorf, che verranno pubblicate tra l'altro in traduzione italiana a breve. La corrispondenza familiare, che è molto importante perché ci permette di stabilire i rapporti effettivi, no? con la sua famiglia, una famiglia che è stata sì numerosa ma complicata. Considerate che il fratello cadetto di Casanova veniva chiamato da lui stesso il fratello postumo, perché è nato dopo la morte del padre. Una corrispondenza familiare che è stata edita di recente da Champion per le cure di Lunà e Luccichenti, e che ci permette di entrare appieno nei rapporti intimi ma familiari, non intimi amorosi, di cui invece siamo più a conoscenza. La corrispondenza diplomatica, che è quella che serve per garantirgli il passepartout,
all'interno della società, per entrare in una lettera di presentazione o comunque per mantenere un contatto con quel mondo che gli serve nel momento in cui termina una missione, diciamo così, o un progetto in una determinata corte. E infine la corrispondenza amicale, che si può rivelare utile anche ai fini professionali. Una fra queste, ad esempio, la corrispondenza con Pietro Zaguri, che gli servirà quando è a Venezia per poter per ottenere il rientro a Venezia, ma anche a tante altre figure. Si è incantata. Ecco. No, si era incantato. Il quarto sono le avventure amorose. Ecco, questo merita un po' più di attenzione. Sono 4 il tipo di donne di avventure amorose che Casanova incontra. Le donne Cippo o Meteore sono termini non coniati da me, nel primo caso coniato da Luigi Baccolo, il più grande biografo di Casanova, ha scritto una biografia che consiglio a tutti, anche se ormai ha qualche anno, oppure le donne Meteore. Ci sono poi le donne mito, quelle che rimangono come un mito, che però si possono anche incrociare con le donne meteore, le donne che io ho definito rifiuto e le donne salvezza. Gli ultimi 3 termini sono mia invenzione, se così vogliamo dire, giusto per far comprendere. Le donne Cippo o meteore sono quelle che Casanova incontra e che ritornano nell'arco della sua vita. Abbiamo visto Lucrezia prima, no? A Salerno. Lucrezia la conosce la prima volta in età abbastanza giovane, attorno al 1743-44, è la scena del serpente all'interno del bosco, ma la rincontra poi successivamente con la figlia Leonilda, che dice essere sua figlia e con il quale ha un amplesso a 3, e poi la rincontra successivamente nell'ultimo periodo della sua vita prima di rientrare a Venezia. Lo stesso per MM, che la rincontra dopo averla incontrata nel convento di Santa Maria degli Angeli, probabilmente. Quindi queste donne che ritornano come delle meteore nella vita di Casanova servono sì a lui, ovviamente, perché sono un ricordo, ma si ipotizza anche una versione romanzata di questo ritorno. Potrebbe anche non essere effettivamente accaduto come è stato raccontato, ma Casanova rimaneggia le memorie nell'ultimo periodo della sua vita e quindi potrebbe aver ritoccato i fatti per come sarebbero avvenuti. Le donne mito, Henriette è la classica donna. Le lettere di Henriette non sono mai state trovate, l'identità è stata intuita, abbozzata, ma non definitivamente sciolta. Ed è quella donna che in pochi mesi ha stravolto la vita di Casanova. Quindi la donna mito per eccellenza è sicuramente Henriette, e ancora molto c'è da scoprire su di lei. Le donne rifiuto, perché contraddistinguono il periodo più basso della vita, diciamo, sentimentale e del mito Casanova, perché la Charpillon lo rifiuta, non vuole saperne di lui, o meglio, lo attira ma poi lo respinge, concedendogli i favori che dovrebbe concedere a lui a tante altre persone, ma a lui no, quindi facendolo impazzire sotto questo punto di vista. E infine le donne salvezza, quella che caratterizza l'ultimo periodo della sua vita, quando ha più bisogno probabilmente del calore affettivo, e con le sue lettere sgrammaticate in un italiano fortemente contraddistinto dal dialetto veneziano. Consiglio a tutti la lettura di queste lettere perché sono di una tenerezza e di una ingenuità, di un candore che sono difficilmente riscontrabili in altre corrispondenze. E qui abbiamo le avventure di varie umanità, quelle che dicevo prima, che attengono più alla figura più mistica, alla figura più contraddittoria di Casanova. Tutta una serie di azioni, tutta una serie di avventure che lo portano a dedicarsi al gioco, non al gioco quello ludico come si intende, ma al gioco a carte e soprattutto a barare a carte, alla correzione della fortuna, no? Come si diceva, frequentando i vari
Al-Ghudar ha scritto una storia dei truffatori dei Bari che è stata tradotta qualche anno fa. Le varie truffe, le truffe del caso D'Urfé, come abbiamo visto prima, che gli porteranno milioni di franchi del tempo, che gli porteranno anche un tentativo di causa da parte degli eredi della D'Urfé stessa, e gli oracoli, come nel caso della missione in Olanda con Esther, ma anche con i Bragadini. Tutto questo, tutti questi elementi, tutte queste avventure, eccetera, lo portano a essere l'avventuriero. L'avventuriero ha in sé tutta una serie di azioni, tutta una serie di comportamenti, di stilemi, di modelli, chiamiamoli come vogliamo, che ci permettono di non di definire in maniera assoluta l'avventuriero, ma di darne un abbozzo, perché definire l'avventuriero, per quello che mi riguarda, per come ho potuto avvicinare il mondo degli avventurieri, è impossibile, è sempre un gioco di ridefinizione di un dipinto che non porta mai all'esecuzione finale. Definire un uomo è impossibile, definire l'avventuriero è allo stesso modo impossibile. E infine i memoir, la vita, che raccolgono tutto quello di cui abbiamo visto prima. Sono 3 i passaggi che portano poi ai memoir, prima dell'esilio, quando lui è giovane, non è ancora consapevole forse di quello che lo aspetta e di quello che diventerà. Poi c'è dopo il primo esilio, che avviene dopo la fuga dai Piombi, e allora lì, esattamente come lui si siede a cavallo del tetto del palazzo ducale, da una parte c'è la vita prima dell'esilio e dall'altra parte ha la vita che lo aspetta dopo, e non sarà più quella di prima, sarà la vita da avventuriero. Lui trascorrerà la vita a raccontare la narrazione della sua fuga dai Piombi nei salotti, tutti gli chiederanno di raccontarlo finché lui, stanco di raccontarlo, di trascorrere 2 ore che lo prostravano dal punto di vista fisico, decide di pubblicare in un volume a sé stante la storia della sua fuga dei Piombi. Qui apro una parentesi: la storia della fuga dei Piombi viene pubblicata a parte, ma è presente anche all'interno dei memoir, in una versione diversa rispetto a quella pubblicata in un volume a sé stante, in francese. Il duello viene pubblicato anch'esso come opera a sé stante in italiano, è pubblicato anche nei memoir, ma nei memoir è pubblicato scritto in francese. Quindi c'è una consapevolezza da parte di Casanova di avere un pubblico, ben prima di pubblicare le memorie nell'Ottocento in poi, dopo la sua morte. Quindi lui decide di scrivere, di dare alle stampe questi 2 libri perché sa di avere un pubblico che è composto da sottoscrittori, dai suoi corrispondenti, dalle persone che lo conoscono. Chiudo la parentesi. L'altra vita è quella dopo il secondo esilio, cioè quando rientra a Venezia e fa una vita da ex giovane, diciamo così, e dopo il secondo esilio è costretto a congedarsi definitivamente dalla sua città e inizia ad Ux a stendere quello che lo ha preceduto, cioè tutta la sua vita, ed è l'unico modo che ha per poter godere ancora del tempo che gli rimane, altrimenti probabilmente non saremmo qui a parlarne. Il memoir, la vita, raccoglie tutte le fasi precedenti di cui dicevo sopra. Quindi le 3 fasi della vita di Casanova sono: prima della fuga dei Piombi, con la vita inconsapevole; dopo la fuga dei Piombi, con la vita da avventuriero tout court; e poi dopo la Stalla Ripulita, ovvero dopo il definitivo esilio a seguito della stesura di questo libello contro i Grimani. Ecco, prima della fuga dei Piombi abbiamo visto, abbiamo raccontato prima, quali sono i momenti chiave di questo periodo. La strega di Murano, la sua esperienza con il mistero, rinchiuso in un baule per sottostare a un procedimento che lo avrebbe guarito da queste continue epistassi. Il distacco della famiglia, una famiglia che in realtà non ha mai avuto poi di fatto, perché padre morto giovane, la madre che è attrice, che gira per tutta Europa, anche se c'è la nonna lo lascia andare, lo porta a studiare a Padova, e quindi una famiglia che lui non ha mai avuto, che cercherà sempre negli altri, negli amici, nelle amicizie, nelle relazioni, nella corrispondenza. È un elemento che lo segna evidentemente. L'istruzione sotto tutti i punti di vista, quella
personale, ma anche quella amorosa, con i primi incontri sentimentali, ma anche fisici, come abbiamo visto prima. Il primo incontro con Bragadin e quindi con il protettore che lo accompagnerà per tutta la vita, che sostituisce in un certo senso la figura familiare, la figura paterna e la famiglia in senso più ampio con gli altri due protettori. I primi approcci con la vita, con la vita vera, quindi con i problemi, anche con l'attività che intende svolgere. CC ed MM, anche se mi piace più MM e CC, l'ho ripetuto qua, la storia più importante che ha avuto, e poi il carcere, la fuga e il primo esilio. Quindi il carcere, i motivi che non sono mai stati noti, la possibilità di fuggire e il probabile aiuto da parte della massoneria, tutti elementi che non sono noti, ma che comunque non inficiano la veridicità del racconto. Ci sono le tracce che attestano l'effettiva carcerazione, ma anche l'effettiva fuga. Ci sono documenti raccolti peraltro da Salvatore Di Giacomo in un'edizione della Fuga dei Piombi, che raccontano dei danni creati dalla fuga di Casanova dal carcere. Che sia stato aiutato o meno, questo è ancora da scoprire. Dopo la fuga dai Piombi abbiamo visto la nascita di un nuovo Casanova, Parigi come nido che sceglie e che lui cerca di far diventare la propria nazione, la propria patria. Sì, è consapevole di essere avventuriero, sì, perché a questo punto capisce che non gli resta che inventarsi nuovamente. Tutte le scorribande in Europa di cui abbiamo avuto modo di parlare prima, il contraccolpo inglese che gli dà una mazzata dal punto di vista della propria autostima, e il ritorno a Venezia, il contrasto con Grimani, la Stalla Ripulita e il secondo e definitivo esilio, ne abbiamo avuto modo di vederlo prima, e poi Dux, appunto, l'ultimo periodo, in cui affronta la vecchiaia e la caduta di quell'ancien regime che stava reclamando anche le figure attorno a lui, che lui vedeva cadere una dopo l'altra, e la paura di venire anche lui preso in mezzo a questo vortice è tanta al punto da contraddistinguere, da caratterizzare l'ultima parte della sua carriera letteraria, con opere in cui si dimostra dichiaratamente anti-rivoluzionario. A questo punto potremmo parlare dell'avventuriero, di che ne abbiamo fatto molte citazioni, a questo punto ne dobbiamo parlare. Per comprendere effettivamente quello di cui intendiamo discutere, bisogna capire che cos'è, qual è il significato che l'avventuriero ha nel corso del tempo. Fermo restando che è difficile capire dove nasce, come nasce, eccetera, ha sicuramente delle radici nelle figure dei vagabondi, nei questuanti che a quel tempo circolavano e che erano una manna sotto certi punti di vista, perché era una vera e propria medicina sociale per i ricchi, cioè dare l'elemosina serviva. Ma traggono anche origine dal cortigiano, che doveva sapere dissimulare di fronte al proprio principe un'idea che non condivideva. Se il principe sosteneva un'idea e non era d'accordo, doveva saper dissimulare la sua vera idea. Ma anche dei piccari, i piccari che hanno avuto origine appunto nella Spagna, e che hanno dei tratti comuni, alcuni tratti comuni con quello che poi diventerà l'avventuriero. L'evoluzione del significato ci permette di capire come cambia l'idea della figura dell'avventuriero, del soldato di Ventura, tutte queste figure, tra il 600 e l'800. E per farlo si possono guardare le citazioni delle varie accademie della Crusca, dei dizionari, delle enciclopedie, delle opere, eccetera, e delle varie unicità che caratterizzano l'avventuriero rispetto al cavaliere d'industria, per esempio. Il cavaliere d'industria non è nobile come è invece l'avventuriero, non ha la stessa istruzione. Il cicisbeo invece è soltanto una figura che serve, perlomeno principalmente, una figura che serve a uso e consumo per la dama.
Le prime affermazioni che si trovano tra il XII e il XVI secolo ne riportano una connotazione tipicamente militaresca, quindi erano dei gruppi miliziani, mercenari, erano dei navigatori che andavano appunto in giro per i mari al soldo dei vari potentati, ma erano anche i poveri, no? Come dicevamo prima, i vagabondi che circolavano, oppure i marinai, si limitava sostanzialmente a questo tipo di attività. Poi la ricchezza che comincia a diffondersi, ma anche in un clima di mobilità come quello dell'Europa del tempo, in cui niente era come sembrava, c'è un tentativo di rincorsa al benessere. Allora nel Seicento cominciano ad apparire le figure dei bucanieri, dei filibustieri, dei corsari, i viaggi nelle Indie, la Compagnia delle Indie stessa ha garantito la diffusione di questo tipo di figure. E poi se ci pensiamo, il mare e la mancanza di radici che c'è nel mare si riflettono, no? Sulla figura dell'avventuriero che non ha radici, non ha legami, non ha famiglia, esattamente come Casanova, che tra l'altro viene da Venezia, città di mare per eccellenza. Nel Settecento invece c'è proprio la vera e propria ascesa sociale. Dal mare si scende a terra e allora cominciano ad essere più galanti, ad avere una collocazione terrestre anzi, tentano la fortuna, propongono progetti a volte irrealizzabili. Casanova è uno di questi, ma ce ne sono tantissimi che hanno dei progetti veramente impossibili, che non stanno né in cielo né in terra. Ma poi anche la figura del ciarlatano, che richiama la figura del cerretano, no? Che nell'Umbria si erano radunati, che mette insieme la parola, forse la parola cerretano con la ciarla, no? Col parlare, e mette insieme l'attività del medico, insomma, assieme a quella del teatrante. Prima si richiamava la gente con le grida, si faceva una piccola sceneggiata, richiamava l'attenzione, e poi dopo si vendeva il medicamento di turno, quindi ci si prendeva cura e dell'aspetto intellettuale, dell'aspetto del divertimento, ma anche della salute. E poi anche il giocatore, il gioco permette di racimolare denaro, perché laddove non arriva il ceto sociale arriva l'astuzia, e quindi qui ci si mette un po', come tutti i vari ingannatori che circolano ancora adesso. Le cronache attuali sono attualmente occupate da figure che vendono insomma, reliquie o altre cose, o come figure che invece si inventano dei nomi per perpetrare truffe a danni di poveri sempliciotti, purtroppo. Ecco qui alcune citazioni dei dizionari. Questo è del 1708, un dizionario universale che dice: la persona che cerca la gloria che si segnala tramite le armi, che corre dietro la fortuna, adesso sono coperto dalla cose, non vedo bene, antichi paladini, i nostri bravi avventurieri vengono ricoperti dall'oro, insomma c'è l'immagine prettamente militaresca che il Furetière riporta. Anche Saint-Évremont dice: questo nuovo autore è un avventuriero che vuol fare del rumore attaccando un autore celebre. Quanto queste parole avventuriere, vedete, addirittura le parole sono avventuriere, oppure avventuriere, come dice Bruyère, in maniera figurata in amore di un giovane galante e intraprendente che cerca di fare fortuna. Le citazioni letterarie qui sono varie, insomma, vediamo, ho citato qui in questo caso il Tasso nella Gerusalemme liberata, qual nobile avventuriero di buona voglia, Madame de Sévigné, ecco quello che dicevo prima, si scende da nave per venire a terra a Marsiglia, c'è arrivata una folla di cavalieri che va a vedere Monsieur Grignan all'arrivo, nomi noti, avventurieri, spadaccini, cappelli per aria, idea di guerra, di romani, insomma, vediamo come cambia già nel Settecento l'immagine dell'avventuriero. E qui invece Xavier de Montgerbet, che sempre nel 1761 dice che un avventuriero è venuto a propormi un unguento per guarirmi e io ho accettato. Quindi la credulità è di fronte alla persona che cerca di vendere qualcosa, di arrivare a tirare su, a sbarcare il lunario in qualche modo. L'avventuriero in letteratura viene rappresentato nel Seicento da Buscon, da Quevedo, quindi il classico picaresco, da Exemelin, le storie degli avventurieri che sono segnalati nelle Indie, no? Come dicevamo prima. Nel Settecento c'è l'esplosione, addirittura Goldoni
scrive l'avventuriero onorato. Un'altra cosa, mi sono occupato prettamente dell'avventuriero onorato dal punto di vista dell'avventuriero, ovviamente, e vediamo come gli stereotipi dell'avventuriero, che vedremo dopo, vengono tutti presi e utilizzati. Heinsius, che è l'avventuriero olandese, Godard, l'avventuriero François, un avventuriero che scrive dell'avventuriero, quindi l'importante è avere le opere degli avventurieri che parlano degli avventurieri, perché sono notizie di prima mano. Il Basso, che scrive l'avventuriere, Chaudon, Les Imposteurs de Masquet, questa è un'opera abbastanza nota, Le Suire, l'avventuriero François, lo stesso titolo di Godard, spesso viene confuso. Nell'Ottocento invece abbiamo Foppa, che scrive l'avventuriere, Mérimée, de Montaigne, che è un feuilleton, poi praticamente, e gli avventurieri galanti del Belotti, questi per citarne solo alcuni, poi chi vorrà può approfondire. Quindi, dai marinai, filibustieri e bucanieri, a militari, miliziani, farabutti, galanti, giocatori d'azzardo, ciarlatani, abbiamo dei filosofi senza pregiudizi, quindi che si occupano di tutto del mondo senza nessuna preclusione. L'importante è raggiungere un proprio obiettivo, senza però arrivare del tutto a raggiungerlo, perché quello che conta per l'avventuriero è, io dico sempre, sono i preliminari, cioè la preparazione, non tanto arrivare all'obiettivo, perché arrivare all'obiettivo tronca la vita dell'avventuriero. Il matrimonio, la morte, il lavoro fisso non si confanno alla figura dell'avventuriero. L'avventuriero non può avere una fissità, una stabilità, ma deve essere in perenne movimento. Lo vedremo anche dopo. E poi un uomo impulsivo, un uomo che agisce in base al proprio istinto. Tant'è che quando un progetto vede che non si sta realizzando o ci sono delle difficoltà o si sta facendo terra bruciata intorno perché la nomea comincia a circolare, molla tutto e comincia un'altra cosa. Questo è, in sintesi, l'avventuriero, in poche parole. Ed ecco quali sono i temi specifici dell'avventuriero, ma ce ne sono molti altri. Si incontrano non tutti nella stessa figura, o meglio, io credo che solo in Casanova si ritrovino, è per quello che lo definisco il principe degli avventurieri e che può essere considerato come il paradigma, come la figura attraverso cui poter vedere tutti gli altri avventurieri. Innanzitutto una finta genealogia. La finta genealogia è un retaggio del Picaro. Ricordiamo che all'interno della Reggio de Tormes si parla della genealogia antica, tutti i suoi, della famiglia che ha avuto, eccetera. Lo stesso fa Godard con l'avventuriera François, ma soprattutto lo fa Casanova. Le prime pagine dei memoir ne parla, in questo, facendo riferimento che alla sua famiglia che risale addirittura a secoli precedenti, e addirittura un suo antenato avrebbe partecipato alla scoperta delle Americhe con Cristoforo Colombo. I Natali Oscuri. Sì, finta genealogia, però i Natali Oscuri di Casanova sono già presenti nel fatto che dovrebbe essere il figliastro di Grimani, figlio sì di attori, ma non così chiari. Alcuni avventurieri vengono dal nulla, vengono da posti che non sono mai sentiti, addirittura città inventate, paesi inventati proprio per non lasciare segno. Cagliostro viene ad esempio, per parlare un tema che di recente è trattato da Pasquale Palmieri, Cagliostro viene dalla Sicilia, ma i suoi natali sono oscuri, anche se si sa che è nato in quella zona. I mestieri tantissimi. Casanova, come abbiamo visto prima, fa il violinista, ma vorrebbe fare il medico, vorrebbe fare l'ecclesiastico, vuole fare il militare, vuole fare tutto, addirittura si è inventato il lotto, chi più ne ha più ne metta, perché è un modo per non avere un'identità, bisogna, come dice Alfano, introiettare l'altro rivestendo l'altrui personalità, anzi più che quello. La galanteria, qui mi sembra il caso anche di non soffermarci nemmeno, il nomadismo, questo pendolarismo che segue dei percorsi ben definiti, che sono quelli della massoneria, delle logge, si raggiungono le varie logge con percorsi predefiniti, i contatti diplomatici, le persone che comunque saranno collegate, no, alla massoneria, ma anche i luoghi delle città faro, Parigi, Spa, Venezia,
altre città, vengono toccate sempre e continuamente da questi avventurieri, perché lì trovano delle città dove possono portare a termine i loro progetti, a differenza delle città riposo dove c'è meno confusione, dove non c'è una corte, diciamo, da sfruttare. Ma anche la pista delle epidemie, la tratta delle epidemie, ma anche la tratta dei pellegrinaggi. Non è un caso che Cagliostro si spacci per pellegrino insieme alla moglie quando arriva in Francia, e dove Casanova lo incontra. La mancanza di vincoli e legami l'abbiamo visto prima. Nessun avventuriero è sposato, o se c'è una donna che ha a che fare con lui, ha un legame di tipo precario. Ange Goudard pare che sia stato sposato con Sara Goudard, ma non se ne ha la certezza. Casanova ha sempre avuto donne che però ha sempre sistemato dopo, cioè ha collocato in posizioni buone, ma non ha mai avuto donne fisse, non ha mai avuto una moglie, perché il matrimonio rappresenta la morte sociale per l'avventuriero, che non può più operare questi elementi, su questi elementi. La volubilità è tipica del passaggio da un momento all'altro, sì, da un progetto all'altro, da una situazione all'altra, da un protettore all'altro. Quindi il fatto di essere volubile e avere una mancanza di vincoli è strettamente correlata per potersi spostare liberamente senza problemi. Se si ha una compagna, poi la si sfrutta per i propri progetti. Goudard utilizzava Sara Goudard per attirare, per capire le vittime che, affascinate dalla moglie, venivano a giocare e poi venivano pelati di tutti gli averi. L'individualismo, beh, legato sempre alla mancanza di vincoli, ma anche per il fatto che l'avventuriero si affianca ad altri avventurieri solo periodicamente, solo temporaneamente, perché sa di non potersi fidare. Come fidarsi di uno che ti vuole fare le scarpe? E poi, se c'è già qualcuno che sta operando sul campo, per una sorta di mutua non belligeranza, si allontana e se ne va da altre parti. Le truffe e il mascheramento, abbiamo visto prima le truffe, non mi dilungo oltre, ma il mascheramento sì, perché serve, soprattutto in alcuni casi, come nel caso di Zanovic, abbiamo contato più di una ventina di identità diverse che lui stesso ammette e che dice, pur utilizzando questi nomi, non è detto che io sia quella persona. Io non sono assolutamente questo. E questo lo diceva mentre si dichiarava principe di Albania, cosa che non era assolutamente. Il fasto, lo sfarzo e l'apparenza sono un modo per affermare la propria personalità. Si arrivava nelle corti o comunque nelle piazze delle città importanti con carrozze, con lacchè, con tutto un traino appresso per far colpo sulle persone, per far capire che si aveva disponibilità di denaro, non si sa come, ma ce l'avevano, e potevano quindi avere accesso a determinate corti, in determinati salotti, senza aver bisogno di proferire parola, perché se una persona ha del denaro è credibile, e questa è una cosa francamente che lascia un po' stupefatti, ma anche in tempi attuali, intendo, non solo allora. Ma d'altronde credibilità e credito anche finanziario hanno la stessa provenienza. Lo sfarzo, l'apparenza, insomma, bisogna apparire. Se si appare, si è in questo caso. E effettivamente gli avventurieri sono il massimo dello sfarzo, il massimo dell'apparenza, al quale però affiancano understatement e arroganza. Understatement perché devono essere gli altri a parlare. Sono gli altri che, c'è chi li sostiene, chi ci crede, chi pensa che, ad esempio, Casanova sia un grande finanziere, un grande cuoco, quello che vogliamo. Saranno gli altri a parlare per lui. Casanova sarà sempre un passo, non dico un passo indietro perché lui non lo era quasi mai, però in altri casi sono gli altri che parlano per lui, e quindi non c'è bisogno che la sua credibilità sia accentuata dalle sue parole. Al contempo però è anche una figura volubile, come dicevamo prima, e quindi l'arroganza di poter sostenere di risolvere i problemi dello Stato francese mediante il lotto, mediante un qualunque altro progetto come il ripopolamento della Sierra Morena, fanno parte tipicamente dell'avventuriero. Così come il gioco, il barare al gioco. Per Casanova era solo un modo per tirare su denaro,
e non piangeva se perdeva, così come non esultava se vinceva, ma per altri era un vero e proprio modo per sostenersi. Mentre i temi atipici, come abbiamo visto, sono questi: matrimonio, carcere, ritiro e suicidio. Il matrimonio e il carcere perché sono due separazioni, due esili dalla società che nell'uno e nell'altro caso impediscono la mobilità. Il ritiro, quando si ritira appunto Casanova dalla sua attività ad Ux, mantiene sì i contatti con la corrispondenza, ma non è più avventuriero, lui già lo sa dai tempi inglesi. E il suicidio, perché non rientra nella mentalità, tranne in un unico caso, quello di Stepan Zanovic, che sarà l'unico a suicidarsi in carcere per sottrarsi a una pena certa. La strategia dell'avventuriero, ma sulla base di quei temi, si effettua su quattro fasi. La presentazione, tramite persone che lo introducono in società, entra in società, si conquista la fiducia con un'educazione, con l'istruzione, con dei temi, con un codice comunicativo che è identico a quello delle persone che incontra. Faccio qui una breve parentesi. Casanova amava Saint-Germain, ma non amava Cagliostro per un motivo molto semplice, che Saint-Germain parlava più lingue esattamente come Casanova, Cagliostro invece parlava in un italiano già disgrammaticato di suo, figurarsi se sapeva parlare un'altra lingua, quindi lui non lo riteneva uguale a sé, non lo riteneva un suo pari, infatti non lo ha mai amato. Il soliloquio di un pensatore parla proprio di questo. Esalta la figura di Saint-Germain, esaltando di conseguenza se stesso perché è un riflesso, ma schiaccia quella di Cagliostro. E infine la quarta fase, che è lo smascheramento. La presentazione, ecco come avviene: con la diffusione di voci di corridoio, con le gazzette, con i rumors, le cosiddette fake news, cioè si dice: guarda, quella persona è capace a fare questo, te lo vorrei far conoscere. Quelle voci che i corridoi a volte hanno più potere di tante altre cose. Le gazzette, allora, Pasquale Palmieri ha parlato in maniera esaustiva nel suo Eroe criminale di quanto le gazzette abbiano inciso sovrapponendo realtà a finzione e realtà romanzata. E i rumors, che sono quelli che poi dopo sono il baco, come per i computer, il virus che portano poi alla fine del successo dell'avventuriero. La presentazione avviene poi con le lettere di presentazione. D'altra parte, pensiamo, se a noi una persona ci viene presentata come affidabile da parte di un nostro amico, noi gli diamo confidenza. Ecco, allo stesso modo è la modalità di penetrazione in società dell'avventuriero, le amicizie, le conoscenze importanti e la massoneria. Amici comuni e si scambiano amicizie comuni. Le opere autoapologetiche e con dedicatorie ruffiane. Ecco, questo è tipico, come dicevamo prima, sì, di Casanova, soprattutto di Zanovic, ma anche di Godard, che si riteneva uno scrittore prima di tutto. All'interno delle opere si fa una propria apologia, si racconta quello da dove si proviene, che cosa si è fatto, la bontà della propria attività, di come sia apprezzato all'estero, nelle varie società, e le dediche che vengono fatte al mecenate di turno servono proprio ad accaparrarsi alla benevolenza del precettore o del mecenate di turno, che magari lo accoglie, come è capitato con Saint-Germain, che ha ottenuto addirittura un gabinetto di alchimia da parte del potente di turno. E gli intermediari che svolgono appunto questa funzione di presentazione, un po' come avviene in società normale. Ed ecco come avviene l'ingresso in società. Una volta che si presentano, ecco, abbiamo la presentazione con pranzi o cene, è famosa quella di Casanova con Saint-Germain, che rimane in silenzio perché Saint-Germain parlava per tutto il tempo, non mangiava mai, lui parlava, Casanova invece mangiava come un lupo, mangiava per due. E lui è stata una delle poche figure che lo ha zittito in società. Ha parlato per tutto il tempo, raccontava di quando aveva conosciuto Gesù Cristo, di quando aveva partecipato al Concilio di Trento, insomma una figura di questo tipo. Ed era ambito in tutti i salotti, e lui si trovava molto bene perché Casanova è un uomo della parola, esattamente come lo era Saint-Germain, mentre invece, come dicevamo prima, Cagliostro andava in dissidio da questo punto di vista. Le partite a carte, qui rientra il tema del gioco. Durante la partita a carte il tavolo come il tavolo del
della cena è un cerchio, esattamente come questo disegno, che oblitera, no, tutti i limiti. Siamo tutti uguali, c'è un cerchio nel quale si entra e a tavola tutte le differenze sociali, così come a carte, vengono annullate. In questo modo l'avventuriero ha la possibilità di avvicinarsi al nobile o alla persona potente che gli può venire utile mediante delle conversazioni che gli permettono di far capire che si conoscono quei codici che consentono di carpire la fiducia della persona che si ha di fronte, magari parlando di un tema che è caro al nobile, alla dama di corte, alla nobildonna, a chiunque sia in società. E allora si può permettere di parlare, se sono le persone prensili da questo punto di vista, che sono predisposte, di magia, di cabala. È qui che Casanova riesce a penetrare nella mente vera e propria della marchesa d'Urfé, ma anche per proporre progetti. Se non si entra in società è un bello avere progetti, ma bisogna saperli proporre e saper convincere le persone della propria credibilità. La fiducia quindi si ottiene con la modestia e la riservatezza, lasciando parlare gli altri, no? La reticenza. Quando si tace, il silenzio viene riempito dalle parole degli altri, cioè dall'immaginazione degli altri. L'avventuriero si insinua in quella aspettativa che la persona che abbiamo di fronte ha e si adegua anche all'interlocutore, a quello che vuole sentirsi dire. È un modo per accontentare in un secolo soprattutto in cui la razionalità fa da padrona, ecco, c'era bisogno magari di svagarsi un po', di non pensare e di abbandonarsi e credere anche a quello che si sentiva dire. Considerate che l'avventuriero molto spesso frequentava corti distanti l'une dalle altre, in modo che la notizia del suo arrivo e delle sue truffe arrivasse con ritardo, anche tramite le gazzette o tramite quelle voci di corridoi di cui dicevamo prima. Lui doveva scappare prima che la sua reputazione lo raggiungesse nell'altra corte. E nelle piccole corti che non viaggiavano, sentir parlare un uomo di viaggi, che so, in Russia, in Polonia, in Germania, come aveva fatto Casanova, era un passatempo. Ed era anche un modo per la società di far fare gavetta, se così vogliamo dire, ai giovani rampolli delle società, perché conoscere e anche farsi buggerare durante le partite a carte era una tappa fondamentale, era una tappa nella quale bisognava passare. Quindi la modestia, ma anche la disponibilità a spiegare, a raccontarsi, a essere molto disponibili a qualunque domanda, ma soprattutto essere riservati e far parlare gli altri di sé, come dicevamo prima, o come diceva Moretti, si nota di più se vengo o se non ci sono alla festa. Allo stesso modo faceva, ad esempio, Zanovic, partecipava a una festa, dopo poco se ne andava, però lasciando la curiosità in tutte le persone che lo avevano visto e l'avevano conosciuto. La duchessa di Kingston è stata una sua vittima in questo senso. Lo ha conosciuto a una festa, dopodiché si è volatilizzato per lungo tempo, le ha soltanto scritto, salvo poi dopo rincontrarla e abbandonarla perché ha visto che non poteva venirgli utile. Ma a un certo punto il gioco non può tenersi a lungo e come dicevamo prima, prima che la reputazione arrivi, bisogna che faccia tutto quello che deve fare, altrimenti le gazzette cominciano a far circolare la voce, le lettere dei vari diplomatici che avvertono la corte che quella persona è già stata in quell'altra corte e ha gabbato il Tizio e Caio, ma anche le soffiate di persone in loco, magari anche da altri stessi avventurieri, come è avvenuto a Casanova con Passano, che è stato messo in galera a Barcellona per colpa sua, degli errori veri e propri, cioè il fatto di sbagliare un oracolo, per esempio, o svelare un mistero erroneamente, magari per una storia d'amore, lo costringono a abbandonare il campo, i progetti e a fuggire verso un'altra meta, ricominciando di nuovo il giro che abbiamo visto prima. I mestieri sono questi, l'impresario teatrale,
l'arte, l'invenzione, dove c'è l'inventiva è il campo dell'avventuriero, perché consente una maggior libertà d'azione, quindi questo è inevitabile. L'agente segreto, perché si muove in quel campo dove le corti preferiscono affidargli dei compiti perché sono facilmente sganciabili, abbandonabili nel momento in cui hanno risolto o hanno fatto quello che dovevano fare, e se vanno nei guai loro, insomma, le famose teste di legno. Ma anche lo scrittore, il gazzettiere, il traduttore, perché serve per, è un'attività che si può svolgere ovunque, anche svolgendo altre attività, e soprattutto gli viene semplice perché le voci circolano, loro sanno come mettere in piedi e costruire delle notizie magari infondate per danneggiare, come abbiamo visto prima, un altro avventuriero. E poi il ciarlatano, di cui abbiamo parlato prima, della cui origine anche abbiamo detto. E qui ho fatto una scala sociale dell'avventuriero, l'ho già proposta in un'altra opera. Ritengo che Casanova sia all'apice, quindi come paradigma in cui tutti quei temi che abbiamo visto in precedenza sono presenti, cosa che invece non avviene per altri avventurieri. In seconda posizione, se vogliamo così dire, ci sono gli avventurieri che comunque sono importanti. I fratelli Zannovic, Ange Boudard, Cagliostro e Saint-Germain sono figure che ricoprono, rivestono alcune di queste caratteristiche, ma non tutte, quindi non sono completi, chiamiamoli anche incompleti se così vogliamo. Si dedicano per lo più a un settore della vita dell'avventuriero. Gli Zannovic alla truffa, Boudard alla scrittura, Cagliostro, inutile anche parlare dell'affare della collana. Saint-Germain invece più mistico, no? Era amico, era molto misterioso, era più sull'ambito appunto mistico. Cagliostro invece era definito l'amico degli uomini, riusciva a riprodurre la firma altrui, addirittura aveva riprodotto la firma di Casanova nel giro di un attimo quando si erano incontrati, quindi ecco, tanto per definire il calibro. Poi ci sono quelli di spessore perché hanno una carriera più letteraria per certi versi. Siamo Goldoni, da Ponte, sono avventurieri perché hanno fatto un mucchio di attività, non perché Goldoni sia ricordato come il buon papà, ma è stato il primo a intuire che, primo magari no, insomma, ha intuito anche lui che le sue memorie le doveva scrivere lui prima che le scrivesse qualcun altro per evitare che ne venisse inficiata la sua immagine. Però ha svolto anche lui attività di vario tipo, era avvocato prima, poi è diventato scrittore, ma gli amori che ha avuto con le attricette, le attrici delle sue opere non sono secondarie rispetto a quelli di Casanova, però Casanova viene ricordato come il seduttore, Goldoni no. Ecco, la capacità che ha avuto di scrivere in un certo modo le sue memorie hanno portato a ricordarlo come avventuriero onorato. Ecco. Da Ponte, amico di Casanova, ma è stato anche lui un bel personaggio. Ceruti, abbiamo visto prima, e il Piazza, il Caraccioli, che è stato quello che ha scritto le lettere di Ganganelli in maniera anche un po' insomma, furtiva, come sappiamo, e infine tutta quella pletora di avventurieri minori che, non perché minori, ma che contribuiscono a costruire tutto quel parterre del Roi del Settecento, di quei personaggi veramente particolari che meritano di essere conosciuti, che pian piano sto cercando di analizzare. Del Piattoli se ne era già parlato all'inizio del Novecento con un libro dedicato a lui. Questo per far capire quali sono i viaggi di Casanova. Vediamo, vedete, dalla Russia alla Spagna, è un pendolino. E qui invece ho una piccola galleria di altri personaggi. Qui abbiamo Stefan Zannovic, vedete la data di nascita e la data di morte, lui si è suicidato all'età di 35 anni, quindi un'attività molto densa, vedete alcuni dei nomi e delle identità dietro le quali si nascondeva. È una figura particolare alla quale mi sto interessando in questo periodo e per la quale sto producendo una biografia, spero. Segni particolari, ama la poesia, lui si riteneva un filosofo, un poeta, quindi l'aspetto letterario in lui era molto predominante e la sua bibliografia è molto particolare,
perché è una collezione di vari scritti ripetuti, riproposti, lettere fittizie, lettere non fittizie, che ne alimentano l'aura di mistero. Veramente uno dei più interessanti. Qui abbiamo Ange Goudard, che non ha nessun nome d'arte, vedete, sembra una figura così, si guarda con questo sguardo obliquo, ed è uno dei pochi ad essere stato sposato, di aver utilizzato, diciamo così, uso questo termine, una donna per i propri loschi affari. Famoso per essere un grande baro, un grande giocatore, ma anche un grande esperto di finanza. Ha dedicato un libro a Napoli, si chiama Naples, con un titolo lunghissimo di cui adesso non mi ricordo il dettaglio, cioè, ovvero del modo in cui si potrebbe far rifiorire la città, farla diventare più florida. Interessante, una figura importante. Poi abbiamo Balsamo, ma qui rimando all'opera di Pasquale Palmieri, con questo sguardo rivolto, vedete, molto mistico, molto verso l'elevazione, che ha fatto una fine indegna, anche lui chiuso in un carcere. Anche lui con una vita relativamente breve, ma ha avuto la sfortuna di essere colto in fallo con l'affare della collana. E infine questo è Saint-Germain, anche qui una figura molto particolare, perché non si sa il suo vero nome, il suo vero cognome, si dice che fosse Antonio Catalani secondo Casanova. Ecco, gli avventurieri, Casanova è uno dei pochi a dare notizie degli altri avventurieri. Mentre lui è uno dei pochi ad aver fornito una delle memorie. Altri avventurieri non l'hanno fatto, le notizie vanno cercate nelle gazzette o altrove. Anche lui, molti nomi d'arte, e il segno particolare, questo lo voglio raccontare, perché una volta incontrato ti ricapiterà sempre sul tuo cammino. È capitato anche a me, una volta che me ne sono occupato in maniera più approfondita, sono stato contattato da una persona che si chiamava Surmont per avere delle notizie su Casanova, e uno dei suoi nomi era ad esempio Conte Surmont. Poi un'altra persona che mi ha contattato, col quale sono entrato in rapporti epistolari, si chiamava Catalani, tanto per dire, e si dice che fosse un famoso violinista. Io vivo in una città che è una città del violino, e quindi sotto certi punti di vista può essere vero. Però è particolare, non escludo che nei prossimi giorni non ritornerà in ballo. E con questo ho terminato la presentazione. Se ci sono domande, spero di non essere stato troppo... Vedo che siamo nei tempi, vediamo un po', un attimo, sono 1 ora e 38, insomma, ma abbastanza per le lunghe, però consigli 3 libri, se ci consigli 3 libri, delle letture da fare, riguardo a Casanova? questo riguardo a Casanova e al mondo degli avventurieri. Allora, per quel che riguarda Casanova non posso fare a meno di citare questo, che è un libro che celebra i 200 anni della prima edizione della pubblicazione delle prime edizioni delle Memorie di Casanova, edito da Ronzani nel 2022, e contiene vari contributi che analizzano i vari aspetti di Casanova, ma anche dal punto di vista editoriale, e anche illustrato con delle immagini che riguardano il periodo degli editori, dell'editore Nerbini, ad esempio. Potete vedere ben riprodotto perché è un'opera di alta tipografia. Ovviamente le memorie di Casanova andrebbero lette nei meridiani, a questo punto di vista sono basilari. Sugli avventurieri al momento non esiste niente di specifico sulla materia, se non quello che sto pensando io, ma io consiglierei di Pasquale Palmieri il libro su Cagliostro, che è appena stato pubblicato, che mi sembra un ottimo libro perché parla di un avventuriero in maniera approfondita. E questi sono 3 libri che ritengo che si dovrebbero avere per affrontare il tema dell'avventuriero. Ti ringrazio e ricordiamo di nuovo il titolo: Gianluca Simeoni ha fatto Giacomo Casanova, il principe degli avventurieri. Invito Grazie. tutti ad iscrivervi al canale e buonasera a tutti. Grazie.